Va bene, allora possiamo passare veramente a Manus Futuri e sapete la cosa più bella che deve fare un presentatore, cioè il massimo, uno dici presenti un ministro, no di più, presenti il Papa, no di più, il massimo per un presentatore è presentare un altro presentatore, perché è un cortocircuito mentale ma è bellissimo, quando succede noi siamo contenti. E allora per iniziare questo evento chiamo qui sul palco l'anima, il pensiero, insomma chi tiene il filo conduttore di questo passaggio dove tanti volti della formazione professionale interverranno, ovvero dal direttivo di Forma Veneto, Federico Pendin. Ci fa l'applauso, ci fa l'applauso. Ragazzi, facciamo subito un bel applauso anche a Gigi, è stato bravissimo. Grazie. No, senza adesso, di lui non so come avremmo fatto. Sì, proprio. Ha animato la fase, diciamo, iniziale in modo eccellente. Resti qui con me, Gigi. Resto con te. Vabbè, questo è un altro livello ancora, il presentatore di fianco al presentatore che sta lì. Vabbè, io mi metto qua quando ti servo. Ecco. Non nasconderti troppo. No, allora qua, così, perfetto. Allora, cosa succede oggi? Benvenuti a tutti, intanto. È un bellissimo colpo d'occhio da qui, allievi, istituzioni, formatori, proprio bello. Veramente uno spettacolo. Cosa succede oggi? Abbiamo una fase di salute istituzionali con cui cominciamo questo evento. C'è una seconda fase dove ci sarà una piccola tavola rotonda e dopo finalmente andiamo a celebrare i nostri centini, cioè i ragazzi che si sono distinti, che sono delle eccellenze delle nostre scuole della formazione professionale. Ci accomuna in questa sala una passione per l'educazione e anche una passione sfegatata per la formazione professionale. In questo tempo siamo di fronte a una grandissima emergenza educativa che morde sempre di più ed è sempre più acuta. Sembriamo soccombere di fronte a questo. Siamo di fronte a ragazzi che a volte sembrano dominati dall'incertezza di essere voluti. Un educatore ha come compito quello di affermare che essere al mondo è una cosa buona, che il tuo esserci è un bene, che tu sei un bene per me, anche quando mi rompi le scatole, anche quando non sono d'accordo con te. I ragazzi hanno bisogno di adulti impegnati seriamente con la propria vita e hanno bisogno di sentirsi addosso che il destino è carico di speranza. Ma cosa può sostenere la speranza degli uomini? Quando noi ci mettiamo da soli non andiamo da nessuna parte, per quanto geniali siamo, per quanto possiamo impegnarci, bisogna metterci insieme. A questo proposito ce lo ricorda il Papa, che all'indomani del suo pontificato, quando incontrò il mondo della scuola, usò una frase che fu molto evocativa. Per educare ci vuole un villaggio. Cioè il Papa intende dire che per educare, per tirar su i ragazzi, bisogna essere insieme, bisogna mettere attorno al tavolo più istituzioni. C'è stata un'epoca dove questo era facile. Quando io ero piccolino, ricordo avevo 8 anni, io sono nato in un paesino della provincia di Vicenza, andavo in una corte a giocare e mi ricordo che quando facevo una stupidaggine il macellaio del paese mi dava un calcio nel sedere e mi faceva alzare di mezzo metro. Per come lo percepivo io, il macellaio del paese era alto almeno 4 metri, era una cosa pazzesca. E quando andavo a casa non lo dicevo a mio papà perché me ne dava un altro. Ecco, questo esempio dice come c'è stato un tempo dove ci si sentiva chiamati in causa, cioè quel macellaio si sentiva chiamato in causa nell'aspetto di coeducativo. E mio papà, nonostante non fosse troppo amico del macellaio, era con lui in questa partita. Siamo dominati da un tempo dove domina invece l'individualismo, dove l'importante è che sto bene io, gli altri non importano, l'importante sono i miei diritti, gli altri non importano. Allora, per una scuola meno sola di fronte a queste sfide, diamo inizio a Manus Futuri, mandi che accendono le menti e scaldano i cuori. Grazie.
Ora, questo evento è organizzato da Forma Veneto. Chiamo sul palco Matteo Roncarà, che è il presidente di Forma Veneto, che è un'associazione che, un applauso prego, che è un'associazione che raggruppa 20.000 ragazzi della formazione professionale e che raggruppa quasi il 90% delle scuole della formazione professionale in Veneto. A te Matteo. Grazie Federico. Intanto volevo ringraziarvi tutti, genitori, autorità, ragazzi, per essere presenti qui oggi. Manus Futuri, mani che accendono menti, come ha detto Federico, esprime il cuore del nostro modo di operare, cioè costruire il futuro attraverso le mani operose dei nostri ragazzi e la passione educativa di chi li accompagna. Oggi celebriamo le eccellenze della formazione professionale del Veneto, che siete voi, con le magliette, i centini. È un sistema, la formazione professionale, che ogni giorno contribuisce appunto a formare giovani competenti, appassionati e pronti al mondo del lavoro. Dobbiamo ringraziare sicuramente Regione Veneto, che rende possibile con il suo impegno l'attività delle nostre scuole. E un ringraziamento particolare quindi anche all'assessore, che poi ci tornerà con noi nella tavola rotonda. Oggi però è una festa per voi ragazzi, è una giornata che dedichiamo a voi, orgogliosi di sapere il potenziale di ogni ragazzo che attraversa le nostre aule e che, come voi, appunto poi raggiunge il mondo del lavoro e dà il suo contributo nella società. Quindi grazie poi, e concludo, a chi ha contribuito a costruire questo evento, e che vi dico è un'avventura interessante. Sarebbe interessante l'anno prossimo farne un project work per qualche terza o quarta, perché è sicuramente un'esperienza formativa. E quindi grazie a tutti, allo staff, al direttivo e allo staff della Fiera di Forma Veneto, a tutti quanti hanno reso possibile questo evento. Quindi buon proseguo e lascio ai successivi ospiti. Grazie Matteo, resti qui con noi, non andare via. È un'abitudine, tutti quelli che sono sul palco mi dice di fermarsi. Dovete sapere allora che mi interrompi? Era che dicevo adesso pian piano tutti quanti vengono qua sopra e si esatto, fermano qua. Alla fine ci sarà più gente di qua che non di là. Okay. Beh, però è un messaggio per dire ai ragazzi che devono diventare protagonisti. Esattamente, esattamente. Grazie Gigi. Tutto questo non sarebbe stato possibile oggi se non fosse per l'intuizione di una persona che ritengo geniale e che è anche un grande amico, che ha ideato questo format qualche anno fa. Chiamo sul palco Giorgio Sbrissa, amministratore delegato di Enel Veneto e presidente di EVTA. Giorgio, prego. Giorgio Sbrissa, che non c'è, no, c'è. Giorgio non c'è e quindi quando interviene lo chiamiamo dopo e faccio io quello che avrebbe dovuto fare Giorgio, che è introdurre Giorgio come presidente di EVTA. EVTA è un soggetto che rappresenta in qualche modo tutta la formazione professionale d'Europa, quindi Giorgio è una persona che in qualche modo tiene anche i legami col Veneto e fa sì che poi ci siano, ecco che sta arrivando, un bel applauso a Giorgio. L'ospite più importante si fa sempre attendere. Non hai sentito le belle parole che ho detto di te? Cancellale. Giorgio, ti do la parola. Buongiorno a tutti, sono un bravo ragazzo della formazione e arrivo in ritardo. E questo è un regalo per tutti i nostri ragazzi. Non so dove devo parlare e mi rivolgo soprattutto a voi che siete in fondo con queste bellissime magliette bianche e spero che mi sentiate. Laggiù in fondo si sente? L'ultima si sente? Boh. Allora, oggi sono qui perché rappresento la formazione professionale in Europa e mi sento questa responsabilità proprio in termini europei. Non starò a dirvi cosa dovete fare. Non starò a dirvi quali comportamenti dovete assumere, non starò a dirvi in quale fantasie troverete i lavori che oggi non esistono. Queste sono cose vostre e attengono a voi. Sto a dirvi una cosa dal mio punto di vista molto, molto importante. Siamo cittadini italiani, siamo cittadini europei. Talvolta viviamo misticismi, confondiamo la fantasia con la realtà.
Punto 1. Nelle nostre Costituzioni non esiste in alcun luogo la soggettività delle generazioni future. Non è vero. La soggettività delle generazioni future è una responsabilità vostra. Con la maggiore età si assumono diritti e doveri. La nostra Costituzione, le Costituzioni europee antepongono dignità a libertà. Nessuno di voi qui, compreso me, ha conquistato queste libertà. Queste libertà spesso oggi sono messe in discussione. Le libertà le abbiamo ricevute, noi siamo quelli che le corrompono. Credo fermamente che sia una vostra grande responsabilità che le libertà che altri hanno conquistato per noi, altri, anche con la loro vita, siano difese. E è un vostro compito difendere queste libertà. In questa libertà, ripeto, ve lo dico, la dignità viene prima della libertà in qualsiasi Costituzione. È una vostra responsabilità oggi che indossate questa maglietta. Questa maglietta bianca nella sua purezza è il futuro. Non sono cose più che attengono a noi, se non parzialmente. Non siamo noi che dobbiamo dire cosa disegniamo, ma è una grande responsabilità vostra. È quello che l'Europa si attende da voi. E in bocca al lupo a tutti. Grazie. Allora, Giorgio, fermati qui. Nel frattempo invito Alberto Grillai a pensare alla punizione che daremo a Giorgio per questo piccolo ritardo. Giorgio, hai qualcosa da introdurci? C'è un video, un saluto dall'Europa? No? Non si ricorda come avevamo fatto il programma. Allora, Giorgio doveva introdurre il saluto dell'europarlamentare Elena Donazzanna, che dall'Europa ci ha voluto omaggiare appunto di un pensiero. Prego la regia di mandarlo in onda. Benvenuti in Parlamento Europeo. Oggi non posso essere con voi al primo giorno di Job Orienta, ma ci sono lo stesso. Ci sono da qui con il mio badge, con la mia scheda di voto. Ho sempre iniziato Job Orienta da 19 anni con voi di forma, con voi alla giornata di apertura, all'inaugurazione. Abbiamo sempre trovato lo spazio per mettere in giusta luce, in buon risalto, il mondo della formazione professionale dei nostri ragazzi. E che gioia vedervi tutti in attesa di dimostrare quanto bello riusciamo a creare dentro le nostre scuole. Allora il mio saluto è da qui, perché da qui devo difendere voi, devo difendere la battaglia che dobbiamo fare per fare in modo che il Fondo Sociale Europeo prossimo tenga conto della formazione professionale, tenga conto delle nostre scuole, della verticalizzazione che noi abbiamo iniziato e che vogliamo sostenere. Io sarò con voi, sarò lì a Job perché non potevo mancare giovedì pomeriggio e venerdì mattina, però volevo essere in questo momento a dirvi buon inizio di questo Job Orienta. Come sempre noi facevamo il bilancio dell'anno precedente, devo dire molto buono per i risultati, molto buono per la crescita delle nostre scuole, per come sono diventate sempre di più ogni anno, anno dopo anno, anche quest'ultimo anno, in questo anche momento per me di transizione, una grande eredità che mi sento addosso, che sento mia pienamente, e mia non è possessivo, è condivisione nostra. E allora per il futuro, il prossimo Job Orienta ho delle idee per portare più Europa lì a vedere che cosa accade del nostro mondo, un mondo che alle volte qui è stato raccontato meno, sempre bene dalla Regione del Veneto che voi sapete con tutta anche la nostra direzione ha sempre tenuto forti relazioni con la DG, con la direzione generale che si occupa, ma mi piacerebbe che fosse più un coinvolgimento di un'Europa più politica, cioè capace di scegliere al di là dei tecnici, al di là delle formalità, ma sui contenuti. La formazione professionale aiuta i nostri giovani ad avere una buona aspettativa di vita, una buona realizzazione di sé attraverso i propri talenti, la propria intelligenza, le proprie competenze. Allora, buon Job Orienta 2024 a voi. Grazie Elena, un bel applauso. Vieni Giorgio e Matteo che facciamo una foto.
Bene, potete accomodarvi. C'è un'associazione a livello nazionale di enti di formazione che è senza dubbio la più grande ed è anche la più longeva, perché è un'associazione che è stata costituita 50 anni fa. È stato tramite quell'associazione e anche tramite Forma che quest'anno siamo stati ricevuti dal Papa in Sala Nervi in 6.000. Io chiamo sul palco Don Giuliano Giacomazzi per Confap Nazionale. Grazie Don Giuliano, un bel applauso. Don Giuliano è anche il referente del mondo salesiano in Italia. Bene, un ben trovati, un saluto a tutti quanti, in particolare ai ragazzi, e davvero un complimenti per i risultati che avete raggiunto e per il futuro che vi sta davanti. Vi porto i saluti ovviamente della nostra Presidente, Suor Manuela Robazza, che purtroppo non poteva esserci oggi, mi ha pregato davvero di salutare tutti quanti. Un saluto molto semplice per così condividere un dono che secondo me la formazione professionale è oggi per l'orientamento e per il futuro dei nostri ragazzi. Io credo che questo mondo rappresenti una opportunità concreta per la ricerca e la costruzione del futuro e quindi di come orientarsi nella nostra vita, per due motivi fra i tanti che mi piace citare. Un primo motivo è che è un'esperienza che riesce a raggiungere i ragazzi lì dove sono. Spesso chi entra nel mondo della formazione professionale ha vissuto un'esperienza scolastica drammatica. Dico drammatica perché perde l'idea di poter imparare. Tanti ragazzi arrivano convinti che nella scuola loro non potranno mai far nulla. E nella formazione professionale incontrano un'esperienza educativa che fa prima questa cosa qua. Ti restituisce la tua dignità dicendoti guarda che tu puoi imparare, che sei un capolavoro, qualunque sia la tua situazione di partenza. E questo non è come dire un bell'ideale, un progetto di vita, nel senso lontano nel futuro. Lo dicono i dati. Ieri come mondo salesiano, ma credo sia estendibile a tutta la formazione professionale, abbiamo pubblicato i dati del successo formativo. Il 51% dei diplomati continua a studiare. Non sente che quella è l'ultima strada, che quello è il punto di partenza. Il 40% dei nostri ragazzi dopo neanche un anno trova lavoro per chi vuole proseguire. E di chi trova lavoro, oltre quasi il 70% dice il lavoro che sto facendo è il lavoro per cui ho studiato. Allora c'è una capacità davvero di restituire alla vita i ragazzi che entrano nella formazione professionale, che dice che oggi, nonostante tutto quello che capita, c'è la possibilità di fare grandi cose, se prendi sul serio il principio educativo. E poi c'è una seconda cosa che a me piace tantissimo della formazione professionale, ed è, come dire, il percorso di alleanza educativa con il mondo della produzione, il mondo delle aziende. Cioè che insieme riusciamo a donare ai ragazzi non tanto un posto di lavoro, ma un'esperienza formativa che ti fa sperimentare, entrando nelle aziende, che capolavoro sei, cioè che cosa puoi fare della tua vita, non semplicemente facendo delle grandi riflessioni, che sono importanti, ma sperimentando, mettendoti alla prova, scegliendo, dando un orientamento, verificando e capire se quella può essere la sua strada. Ecco, due elementi che fanno della formazione professionale un regalo per tutti i ragazzi che possono e vogliono, desiderano entrarci. Ci auguriamo che i numeri in crescita degli FP continuino a crescere anche nei prossimi anni. E buon lavoro a tutti, buon convegno. Grazie Don Giuliano, un bel applauso. Allora, nel villaggio di cui parlava il Papa, fa parte anche chi fa rappresentanza sindacale, che da sempre sostiene la formazione professionale nelle proprie battaglie. Ora chiamo Massimiliano Paglini, segretario di CISL Veneto. Grazie, segretario. Buongiorno, grazie dell'invito, un saluto ai ragazzi. Io credo che la formazione professionale rappresenti
l'emblema di quella che è la storia di questo nostro Paese, e credo che ci sia anche da parte nostra l'orgoglio di aver contribuito a costruire questa grande esperienza di formazione dei nostri giovani, che ha fatto la fortuna anche del Paese e del nostro nord-est. 3 concetti oggi chiave sono umanesimo, Europa e mani. Non abbiamo una prospettiva solo di tecnologia, che sia solo il digitale che deve governare il futuro del lavoro, ma c'è bisogno delle nostre mani e di ritornare ai principi costitutivi della nostra nazione, che sono proprio scritti nei testi, in cui si dice che il lavoro serve all'elevazione materiale e spirituale delle persone e alla cittadinanza dentro la nostra società. Quindi credo che l'esperienza della formazione professionale, tra l'altro il Veneto è un'eccellenza in tutto il panorama nazionale, rappresenti proprio questo, la grande possibilità di elevazione, non solo quindi una prestazione di denaro e di lavoro, ma la realizzazione delle persone nella società e nella propria dimensione personale. L'altra parola chiave che voglio lasciare oggi ai giovani, e che credo sia proprio il motivo per cui il Veneto è diventato, il nord-est, un modello che oggi fa fatica, annaspa un po', ma che noi abbiamo bisogno di riabilitare, rivitalizzare, è la partecipazione, la parola chiave. La partecipazione significa non solo lasciare che qualcuno partecipi alla vita della società e della propria vita personale, ma partecipi nella dimensione sociale, e il lavoro è strumento di vita, di partecipazione sociale. Non a caso la nostra presenza a Job Orienta, ormai da lunghi anni, quest'anno si rifà proprio alla parola partecipazione, e nella Costituzione c'è l'articolo 46 della Costituzione che stabilisce il diritto, che la Repubblica riconosce il diritto ai lavoratori di partecipare alla gestione delle imprese attraverso leggi ordinarie, una legge che quasi sicuramente diventerà legge dello Stato grazie alla raccolta di firme che la CISL ha realizzato quest'anno, e che porterà per la prima volta il nostro Paese a somigliare un po' di più alle grandi democrazie europee, dove la partecipazione ha realizzato sviluppo, crescita e distribuzione di ricchezza. Io credo che questi siano i temi che dobbiamo lasciare oggi ai nostri giovani, perché se non ci sarà da parte loro la voglia di partecipare, non avremo prospettive per il futuro del nostro Paese e anche del sistema della formazione. Grazie a tutti e buon Job Orienta. Grazie Massimiliano. Massimiliano è appena stato nominato, credo da poco, e spero che ci sia una lunga e proficua collaborazione come è sempre stata in passato. E nel frattempo vedo che è arrivato il ministro, credo. Allora chiamo il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, sul palco. Un bel applauso. Allora, Ministro, devo dire che in tempi recenti, ma forse anche meno recenti, è stata rara un'interlocuzione così stretta con lei e con il Ministero del Lavoro. Devo dire rara e anche molto proficua in quello che è stato realizzato anche nel 4+2. Ci sono state giustamente la parte, diciamo, legislativa che doveva fare il suo, ma c'è stato anche un ascoltare e un tenere in conto delle istanze della formazione professionale. Noi le lanciamo qui un monito, qui davanti il popolo della formazione professionale ci sono tutti i direttori, ci sono anche i nostri allievi. Noi ci chiediamo se nel bando in uscita, adesso che è nuovo, della nuova call del bando in uscita, non sia possibile anche dei campus che siano a traino IFP. E poi ci chiediamo anche se su questa sperimentazione 2 soldini magari riusciamo a metterli dentro, capendo che siamo in momenti di ristrettezza. Grazie Ministro. Allora grazie per questo invito e grazie per aver affrontato un tema strategico per il futuro dei nostri ragazzi, quindi per il vostro futuro.
Io ho fortemente voluto valorizzare la formazione professionale regionale all'interno della riforma del cosiddetto 4+2, perché finalmente la formazione professionale regionale ha piena dignità, tanto che dal quadriennale si può passare direttamente agli ITS, si può passare attraverso la maturità senza percorsi intermedi al percorso universitario, e quindi si ha veramente una valorizzazione della formazione professionale regionale. Ma non solo, lei diceva giustamente il discorso del campus. Bene, vedete, una delle novità di questa riforma del 4+2 è proprio questo campus in cui devono cooperare, lavorare insieme le scuole di istruzione tecnico-professionale statali, le scuole di formazione professionale regionale, gli ITS, le università, le imprese. E da questo punto di vista, guardate, lo ribadisco anche in questa occasione, noi non dobbiamo avere paura del mondo del lavoro, del mondo dell'impresa. Non dobbiamo avere paura di quel collegamento fra scuola e impresa, perché è un collegamento che c'è in tutto il mondo civile, in tutto il mondo sviluppato, in tutti i paesi OCSE. E quando io vado a dire ai miei colleghi che magari appartengono a partiti, a governi di orientamento politico-culturale diverso dal nostro, vado a dire che in Italia c'è qualcuno ancora che guarda al passato e che dice che guai a contaminare la scuola con l'impresa, perché ci sarebbe il rischio di subordinare la scuola agli interessi degli imprenditori. Quanto di più sbagliato, perché in realtà la scuola ha bisogno di questo dialogo, ha bisogno di queste esperienze, di questo scambio di esperienze. Avete bisogno di un'alternanza scuola-lavoro in sicurezza, e siamo il primo governo che ha fatto una riforma seria, importante della sicurezza nel campo dell'alternanza scuola-lavoro, perché ai nostri ragazzi non capiti nulla, perché vadano in aziende certificate, in aziende con tutti i crismi della sicurezza, coerenti con il piano dell'offerta formativa e con il piano del singolo studente. Ma e allora capite che questo mondo deve dialogare per colmare quel mismatch che è veramente criminale. Quando io sento Unioncamere affermare che nel 2027 il 47% dei posti di lavoro non verrà coperto, cioè il 47% dei posti di lavoro che il mondo dell'impresa vi offre, chiede a voi ragazzi e al mondo scolastico, non verrà coperto perché la scuola non è in grado di offrire specializzazioni corrispondenti. Io dico che questo è un crimine, innanzitutto verso di voi giovani che perdete delle straordinarie opportunità occupazionali di realizzazione dei vostri talenti, delle vostre aspettative, delle vostre aspirazioni e dei vostri sogni. Ed è anche un crimine nei confronti del mondo produttivo che perde competitività, e dobbiamo essere consapevoli che la lotta alla povertà, che la crescita di un paese si fonda sullo sviluppo economico, si fonda sulla competitività delle imprese, si fonda su una scuola che sappia essere coerente con le necessità anche del mondo del lavoro. E allora da questo punto di vista è per questo che ho scommesso sul 4+2, ed è per questo che nonostante qualcuno cerchi in tutti i modi di contrastare questa riforma, c'è uno straordinario interesse, il mondo della scuola sta rispondendo con sempre maggior interesse a questa riforma, che è una riforma in linea con le migliori esperienze europee, è una riforma che ci vogliono copiare anche in altri paesi, tant'è vero che l'oggetto di alcuni memoranda, di alcuni accordi stipulati con alcuni paesi, per esempio africani, ha anche proprio la esportazione di alcune linee di questa riforma, che è persino più avanzata rispetto ad alcune buone
pratiche dei paesi nord europei. Ed è dunque per questo che mi faceva piacere essere qui con voi, ed è per questo che mi faceva piacere incoraggiare la formazione professionale, in particolare siamo nel Veneto, voi avete una straordinaria formazione professionale regionale, incoraggiare il sistema scolastico italiano nel suo complesso che è straordinario, abbiamo dei docenti che sono meravigliosi, noi incontrati prima, arrivavano dalla Calabria, arrivavano dalla Lombardia, arrivavano dalla Sardegna, arrivavano da tutta Italia, ho stretto la mano a loro perché loro rappresentano il futuro di questa nazione, loro rappresentano il futuro di voi giovani. Ridare autorevolezza ai docenti, creare la cultura, diffondere la cultura del rispetto nella nostra società a partire dalle scuole, la cultura del rispetto verso chiunque e innanzitutto verso la donna. Ecco, questo è il compito della nostra scuola, è il compito della scuola costituzionale che valorizza la persona, che mette la persona al centro e che dà a tutti voi una possibilità di futuro, una possibilità di realizzare i vostri sogni e le vostre aspirazioni, senza discriminazioni ma valorizzando le differenze. Grazie. Grazie Ministro, grazie per le belle parole che hai detto, grazie per la tua forza. E contiamo che ci sia sempre una collaborazione proficua come quella che c'è stata fino adesso. Noi ti inviteremo a rimanere un'altra decina di minuti quando poi proclamiamo i centini che vorremmo averti con noi. Grazie tante. E prima del prossimo intervento chiederei di mettere qui sul palco le poltrone, che così cominciamo a... Ecco, permettetemi, prima di introdurre il prossimo intervento, di salutare una persona che è padre Antonio Lucente, fra tutte, che è in sala, che è referente di Engim Nazionale, un bel applauso. Nel villaggio di cui si parlava prima fanno parte anche le imprese. Le imprese che accolgono i nostri ragazzi in stage, qua c'è stato uno scontro al vertice, diventano in molti casi coeducatori, cioè compartecipano all'educazione dei nostri ragazzi. E in questo senso c'è un'associazione, in particolare Confindustria, fra tutte, che ha avuto e ha in questi anni una spiccata sensibilità non solo per la formazione superiore, ma anche per, in qualche modo, perché il mondo della scuola venga contaminato dalle imprese. Chiamo Alberto Zanatta per Confindustria Veneto Est e un bel applauso ad Alberto. Alberto è anche presidente di una fondazione ITS, oltre che patron della Tecnica Group. A te Alberto la parola. Grazie Federico, un onore oggi essere qui davanti a voi, al Ministro e a voi tutti giovani. Io oggi sono qui per parlare più di aziende, visto che è fondamentale l'incrocio tra quello che è la domanda e l'offerta, e per portarvi l'attenzione che il mondo economico sta vivendo una trasformazione, diciamo, dai 1000 eventi da cui siamo stati oramai abituati ad affrontare in questi anni, dal momento del Covid alle guerre e agli eventi, perché questa trasformazione sta implicando un adeguamento da parte del sistema produttivo economico in maniera dirompente. E dobbiamo affrontare delle trasformazioni, dalla trasformazione digitale, trasformazione in ambito della sostenibilità, trasformazione anche nel modo di cui le aziende devono cominciare ad attrarre meglio voi giovani ragazzi. Quindi un messaggio molto chiaro: le aziende hanno bisogno della vostra forza. Prima il Ministro parlava che tra qualche anno ci troveremo in difficoltà, lo siamo già oggi perché abbiamo mancanza di giovani che possono entrare all'interno delle nostre aziende, e quindi è assolutamente indispensabile che il mondo del lavoro, noi quindi aziende e mondo della scuola, si avvicinino il più possibile. Quindi darvi l'opportunità, come diceva Federico, di essere coeducatori. Quindi quando voi verrete all'interno delle nostre aziende a fare attività di tirocinio o di esperienze con voi, ecco, avere l'opportunità di aiutarvi a capire e a comprendere meglio quali sono le esperienze che si vivono all'interno dell'azienda e le difficoltà e le tematiche. Quindi avviciniamo sempre di più il mondo del lavoro con il mondo della scuola.
e della formazione. Quindi questo è il nostro obiettivo e quindi anche come Confindustria stiamo lavorando in modo importante per avvicinare questi due mondi. Vi ringrazio anche come ITS, in qualità di presidente dell'ITS Digital Mario Volpato. Il tema del digitale è sicuramente un tema estremamente importante e che sta coinvolgendo in maniera veramente dirompente dalle tematiche dell'intelligenza artificiale di cui continuiamo a parlare, della cyber security, quindi per favore preparatevi e arrivate il prima possibile in azienda perché abbiamo bisogno di voi. In bocca al lupo e buona giornata. Grazie Alberto, un bel applauso. E iniziamo la tavola rotonda? Sì? Solo il tuo, sì. No, io volevo dire, guarda, che già solo i saluti istituzionali, un'energia, un temi azzeccati, ma poi io farei un encome al Ministro perché io ero di fianco, ti ringrazio perché mi hai fatto stare lì, ma di fianco a lui ho sentito un'energia, io volevo iscrivermi alla formazione professionale dopo il suo discorso al 4+2, cioè io ci sono perché guarda che ci va questa energia poi per convincere, perché se no, però per la tavola rotonda io scenderei, perché secondo me va ascoltata bene, se mi dai questo permesso. Permesso accodato. Grazie. Allora iniziamo con la grazie Gigi, un bel applauso dai a Gigi che è stato veramente bravo. E iniziamo con la tavola rotonda, quindi chiamo il presidente di Forma Veneto, Matteo Roncarà, un bel applauso. Chiamo Paola Vacchina, presidente di Forma Nazionale, un bel applauso. Chiamo Alessandro Gaetani, dirigente del Ministero del Lavoro, Divisione Programmazione e Bilancio. E chiamo Valeria Mantoan, assessore all'istruzione e alla formazione del lavoro della Regione del Veneto. Un grande applauso a Valeria, che è la sua prima al job e con la quale speriamo di avere una lunga e proficua collaborazione. Allora, facciamo 2 giri di domande, non fate i birichini, che siamo coi tempi stretti, ok? La prima è più sul contenuto, la seconda un po' più piccante. Allora, Matteo, qual è la peculiarità e l'originalità della formazione professionale e perché vale la pena battersi per essa? Ma uso le parole in parte del Ministro e in parte di Don Giuliano sostanzialmente. Cioè, Mani che accendono menti contiene il cuore di un metodo educativo che è della formazione professionale che attraverso le mani dei ragazzi e l'esperienza pratica accendere la passione, far scoprire i talenti. Questo è quello che è specifico della formazione professionale. In più nelle nostre scuole il tratto distintivo è che si respira ancora la passione dei padri fondatori. Qua poi faccio gaffe e me ne dimentico, ma da Don Bosco, Maddalena del Canos, Pavoni, Cavanis, c'è una ricchezza che tra l'altro a Verona ha avuto un'espressione altissima ed è una passione che vive nel rapporto con cui gli educatori e i nostri docenti trattano e accompagnano ogni ragazzo che sul serio è uno, perché è uno, è conosciuto ed è accompagnato in fasi che appunto non sono facili per capire qual è la loro vocazione, qual è il loro lavoro e far sì che le potenzialità che ci sono in ognuno di essi sia realizzata. Questo è lo specifico attraverso una collaborazione stretta con il mondo delle imprese, perché la formazione professionale chiaramente nasce assieme al tessuto produttivo, alle imprese. L'alternanza è molto più dell'alternanza, i tirocini sono esperienze lunghe che danno un valore aggiunto e che sono coprogettate con il mondo del lavoro. Grazie Matteo, abbiamo finito il tempo, bravo. E passiamo a Paola Vacchina. Paola è una persona che mi colpisce molto perché ha dedicato la sua vita professionale alla formazione professionale, trasferendosi a Roma tanti anni fa. Paola, volevo chiederti come svolgi il tuo lavoro e se ci fai un esempio di progetti che sono partiti a livello nazionale che hanno avuto una ricaduta poi sul nostro Veneto. Grazie Federico, velocissima. Allora intanto buongiorno, molto felice di conoscere l'assessore della Regione Veneto di persona e poi di rivedere il Ministro Valditara. E il nostro lavoro prima di tutto è fare buona formazione, ciascuno di noi nei propri enti lavora perché le reti nazionali, le grandi reti nazionali di formazione offrano una formazione di altissima qualità ai ragazzi e anche agli adulti che accompagniamo.
ma come associazioni di rappresentanza poi cerchiamo di portare questa esperienza alle istituzioni come testimonianza, come progetto che permetta di evolvere e quindi di fare sempre migliore il sistema, dice la nostra legge, dalla Costituzione alle leggi ordinarie, sistema di istruzione e formazione nazionale, di cui fa parte anche la IFP, quella che noi offriamo ai ragazzi e alle ragazze che oggi sono qui ben rappresentate dai centini. Quindi cosa facciamo? Facciamo un esempio: l'anno scorso col ministro Valditara e alcune assessore regionali eravamo qui anche in modo, diciamo così, riservato, interlocutorio, a discutere di questa riforma importante che era in gestazione, e quindi era bellissimo che le istituzioni, regioni e governo interloquissero con noi per ascoltare anche la nostra voce, il nostro parere. Questo credo abbia contribuito a fare migliore quella riforma, proprio accogliendo e vedendo nella IFP un protagonista assoluto del 4+2. Potrei fare altri 2 esempi, solo citarli. Quando nacque il duale noi eravamo a discutere col governo di allora, in particolare ricordo il sottosegretario Luigi Bobba, che è ancora chiamata la sperimentazione Bobba quando se ne parla, no? E con gli assessori regionali. Poi dopo ti cito, Valentina, perché c'è un altro caso in cui è stato straordinario il rapporto anche con le regioni. Quindi il duale nasce anche col nostro contributo, è la riflessione sulla riforma dell'apprendistato, in particolare dell'apprendistato di primo livello. 2 li cito ancora: la revisione del repertorio della IFP. Quello è stato un lavoro straordinario delle regioni, ricordo Valentina Prea, all'epoca assessore regionale della Lombardia, ma qui c'è anche Cristina Grieco da qualche parte, l'ho vista, all'epoca lei era assessore anche e presidente della conferenza della nona commissione, allora era, e si dialogò, si discusse con loro, si portarono proprio degli scritti da parte degli enti della formazione perché i profili professionali su cui formare i giovani fossero adeguati alle nuove esigenze del mercato del lavoro. E poi abbiamo fatto il contratto nuovo, ma non c'è tempo, però è importante: le lavoratrici e i lavoratori della formazione professionale devono avere i loro diritti riconosciuti e devono poter operare in serenità. Un bel applauso ai formatori, dai. Veniamo ad Alessandro. C'è sempre stata, Alessandro, sintonia col Ministero del Lavoro e il Ministero del Lavoro da molti anni assegna risorse importanti alla formazione professionale. Cosa vedete dal vostro punto di vista per cui vale la pena continuare a investire? Buongiorno a tutti e grazie dell'invito. Vediamo ciò che ha detto il Ministro poco fa e il rappresentante, il Presidente di Confindustria Veneto. Cioè, vediamo quello che sono i dati dell'Istat, che parla di livelli occupazionali come mai in Italia negli ultimi 30 anni, ma al contempo Unioncamere che dice che attualmente, non solo fra 5 anni o fra 3 anni, attualmente ci sono tantissime aziende che non riescono a trovare personale valido, non riescono a trovare personale per il gelo demografico e tanti altri problemi, ma personale valido significa che c'è un problema di formazione e quindi c'è un gap tra quello che cercano le aziende in quel momento e quello che è in altrettanto quel momento la formazione, le capacità che hanno le persone che vanno a fare i colloqui. Quindi è evidente che continuare a finanziare questo tipo di formazione, IFP ma anche gli ITS, è credo l'unica strada possibile, anzi credo sia obbligatorio, perché andare a occupare, a coprire questo numero di posti di lavoro vacanti, tra i tanti altri aspetti, tra i quali quelli anche richiamati da Don Giuliano, c'è anche un problema banalmente di sostenibilità del sistema previdenziale fra qualche anno, perché se non hai personale che lavora e che in qualche modo ti versa i contributi e quant'altro, avrai un problema da qui ai prossimi anni. Grazie mille Alessandro, un bel applauso. Valeria, tocca a te. Il nostro mondo è un mondo molto complesso, è regolato, c'è uno studio che dice, c'è stato uno studio per definire quante norme ci sono, sono 20.000. Pensa che io dopo 20 anni ci capisco ancora poco, quindi sei stata catapultata molto velocemente in un mondo diciamo complesso, eppure l'ultima visita a un centro di formazione professionale che è stata fatta qualche settimana fa credo sia stata molto esemplificativa. Sì, innanzitutto grazie, è un piacere oltre che un dovere essere qui con voi. E la mia visita all'Istituto San Marco di Mestre è stata una visita che mi ha lasciato piacevolmente sorpresa.
ma per diversi motivi. Il primo è l'attenzione all'essere all'avanguardia, all'avere a disposizione degli studenti gli ultimi macchinari dal punto di vista tecnologico, quindi una grande attenzione agli investimenti, a tutto ciò che porta con sé la novità, il progresso tecnologico, il progresso scientifico, l'intelligenza artificiale. Ma la cosa che mi ha lasciato stupita è che vedere un direttore che conosceva a memoria i nomi di ciascun studente, la storia, il percorso, un applauso le ad Alberto difficoltà Grillai. che i nostri giovani hanno, mi ha lasciato veramente, è una cosa che quando sono tornata a casa ho voluto raccontare, perché spesso quando ci troviamo, all'educatore è un compito importantissimo ed è uno di quelli che assieme alla famiglia contribuisce e incide di più sulla formazione durante la fase di sviluppo fondamentale del ragazzo. Non arrendersi di fronte a un ragazzo che comunque magari all'apparenza presenta delle difficoltà, secondo me è la missione che dobbiamo porci tutti quando parliamo di formazione e istruzione. Quindi questo è quello che io mi sono portata a casa più di tutto, e mi riferisco qui a lui, insomma, cioè... esatto, grazie. Grazie Valeria, un bel applauso. Scusate, anche ad Alberto. faccio Alberto su in nomi. piedi, Alberto Grillai su in piedi, eccolo che così. Mi riferivo a lui perché lui mi diceva questo ragazzo, questo ragazzo, bellissimo. Mi ero ripromesso di fargli un dispetto, adesso te l'ho fatto. Allora, torniamo a Matteo. Matteo, hai davanti le massime istituzioni del Ministero del Lavoro, Ministero dell'Istruzione e Regione Veneto. Cosa vedi di urgente per la formazione professionale? Un flash. Ma sono 3 parole: risorse, innovazione e riconoscimento, sostanzialmente. Questi sono i pilastri su cui dobbiamo costruire un'offerta di qualità. Risorse, sappiamo che non sono tante, sappiamo che il PNRR ha avuto successo nella formazione professionale e quindi adesso sarebbe assurdo tornare indietro nel garantire il finanziamento di questi percorsi. Innovazione, e il 4+2 ad esempio è un esempio di innovazione in cui il sistema crede, che è anche un volano per tutto il mondo della formazione professionale. E poi riconoscimento che passa ad esempio dal non farci più fare i bandi per quelli che sono dei LEP, ma che passa anche per una campagna di comunicazione. Immaginiamo se ci fosse a livello nazionale una campagna di comunicazione sulla formazione professionale analoga a quella che è stata fatta per gli ITS. Ecco, questo darebbe autorevolezza ancora di più, perché noi non abbiamo paura di farci conoscere, aiutateci a farci conoscere. Grazie Matteo, forse fra un po' di anni arriveremo anche alle cose che chiedi. Paola, lo citava prima Matteo, abbiamo vissuto un periodo dove il PNRR ha contribuito in modo determinante allo sviluppo della IFP. Diciamo che c'è un pochino di preoccupazione su quello che è il futuro. So che Forma Nazionale ha fatto un bel documento che ha distribuito a regioni, al governo, eccetera, e volevo che ce ne parlassi un po'. Grazie, mi fa piacere in questo momento sottolineare l'importanza, il privilegio di lavorare bene con il Ministero del Lavoro, con il Ministro Calderone, con il Direttore Generale Massimo Temussi. Ringraziamo anche per la presenza oggi, perché abbiamo ricordato l'interlocuzione col Ministero dell'Istruzione e del Merito per quanto riguarda alcuni aspetti normativi, ordinamentali, ma sicuramente il Ministero di riferimento per tutta la formazione professionale è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. E devo dire che noi negli anni abbiamo sempre avuto un rapporto privilegiato. In questo periodo esso riguarda proprio il tema delle risorse, per quella stabilizzazione delle risorse che vanno trasferite alle regioni, per l'aumento delle risorse che lo Stato deve trasferire alle regioni, proprio perché stiamo parlando di diritti costituzionali, stiamo parlando di scuola, perché la IFP è un modo di fare la scuola e quindi è corretto che ciascun ragazzo in tutte le regioni italiane possa scegliere la propria strada, anche optando per la IFP. Sappiamo c'è un problema importante, la IFP in duale è stata tra le misure, tra le azioni che hanno raggiunto con maggiore successo gli obiettivi del PNRR, quindi 600 milioni di euro destinati non solo sono strausati, ma hanno permesso con grande anticipo di raggiungere gli obiettivi che il PNRR si poneva. Siamo alla ricerca, anche con l'aiuto del Ministero del Lavoro, che è molto attento su questi temi, di risorse che permettano, a partire
dai prossimi anni, già immediatamente non proprio il prossimo ma quello successivo si vedrà in modo molto pesante, di rimediare a questo calo drastico di risorse, di trasferimenti che avremo con la fine del PNRR. Adesso, senza entrare nei tecnicismi, però gli step sono due. Uno è quello di trovare immediatamente risorse sostitutive al duale PNRR, e ci sono anche delle piste concrete per andare ad individuarle, per sopperire alla carenza di trasferimenti nei prossimi anni, nell'immediato. Ma poi lo step 2 è quello più importante: lo Stato italiano deve trovare gradualmente, mettere da parte, individuare le risorse da trasferire ordinariamente alle regioni per arrivare a garantire quegli 800 erotti milioni di euro che servono a sostenere la IFP ordinariamente oggi, ma ancora di più quegli ulteriori 800 milioni, studi del governo sui livelli essenziali delle prestazioni, che servirebbero ad accogliere la dispersione, quindi a diffondere la IFP in tutte le regioni, consolidandola in quelle in cui è già matura, proprio perché ad ogni ragazzo sia garantito l'accesso anche a questo percorso straordinario di educazione e di accesso al lavoro. Grazie Paola. Noi iniziamo già a stampare denaro, abbiamo il mondo salesiano che sulla grafica è molto, molto avanzato su questo, quindi ci portiamo un pochino avanti perché le cifre che hai dato sono cifre davvero importanti. Chiedo ad Alessandro, rispetto al quadro delineato, che tipo di lavoro sta facendo il Ministero del Lavoro, che sempre, ripeto, con Temussi un rapporto molto proficuo e sempre anche molto innovativo nel cercare rivoli per contribuire a finanziare la formazione professionale. Esatto. Il dottor Temussi, il direttore generale della Direzione Politica Attiva del Lavoro, è esattamente impegnato in questo, nell'interlocuzione con la Commissione Europea, e quindi ci sono state già un paio di riunioni che hanno portato a dei buoni risultati, alcune aperture rispetto a un nuovo finanziamento, anche curvare le attuali risorse GOL, e poi altri aspetti li stiamo in qualche modo immaginando col Piano Nazionale Giovani Donne e Lavoro. Ho letto il vostro documento e ci sono degli spunti interessanti, però proprio parlando del Piano Nazionale Giovani Donne e Lavoro, a me va anche di ricordare alcune misure già presenti, già attualmente operative, che sono, proprio perché stiamo parlando di formazione ma legata al lavoro. La formazione migliora l'occupabilità per poi trovare un'occupazione, e quindi il decreto legge coesione ha previsto, con le risorse Giovani Donne e Lavoro, gli incentivi occupazionali per i giovani, per le donne, per la zona ZES che è il mezzogiorno, però anche per i settori strategici, ragazzi under 35, l'autoimprenditorialità, perché il lavoro non è solo lavoro subordinato, è anche lavoro autonomo, e quindi anche l'opportunità per chi ha voglia di sperimentare il lavoro autonomo e quindi di mettersi, di iniziare a fare un'idea imprenditoriale, di avere dei finanziamenti e iniziare un percorso di vita sotto quest'altro punto di vista. Grazie Alessandro, grazie anche per essere venuto qui oggi da Roma, e grazie per le belle parole che hai detto. Valeria, facciamo un intervento di chiusura. E mi dici che valore ha l'orientamento, cioè che valore ha anche questo momento che stiamo facendo con questa fiera, che è forse la fiera più importante a livello nazionale, e anche un pensiero ai ragazzi che sono qui, che adesso accogliamo nel palco. Allora, l'orientamento per noi è fondamentale per un duplice motivo. Il primo è perché abbiamo il dovere di accompagnare i ragazzi in un momento che è fondamentale per scegliere il proprio percorso di vita. Dobbiamo offrire tutti gli strumenti possibili e inimmaginabili in questo senso. Ma dall'altra parte le ottime misure poste in essere a favore appunto di tutto il mondo che è legato all'orientamento ha fatto sì che il Veneto abbia uno dei tassi migliori dal punto di vista della dispersione scolastica, cioè noi abbiamo una dispersione bassissima, e questo lo dobbiamo anche alle politiche che abbiamo messo in campo relativamente all'orientamento. Penso anche al fatto che con il progetto Orientati siamo arrivati a 100.000 ragazzi e ragazze e le loro famiglie, chiaramente perché anche le famiglie hanno un ruolo fondamentale in questo momento importantissimo di scelta di vita. Ma soprattutto abbiamo investito delle risorse, guardo qui il dottor Romano, circa 8 milioni di euro in questi progetti durante questi anni, e secondo noi
noi dovremo sempre più, in un mercato del lavoro che è in continuo cambiamento, in continua evoluzione, noi dovremo sempre più far leva su quella che è la formazione e l'istruzione. Ecco perché la Regione Veneto impegna... Scusate, no, pensavo stesse... basta che non sia una bomba. Bene. No, stavo dicendo, la Regione Veneto investe all'anno 100 milioni di euro in formazione, non solo con risorse proprie chiaramente, ma anche con risorse nazionali e del Fondo Sociale Europeo. E siamo arrivati a una platea di ragazzi che investono nei nostri corsi di formazione professionale molto, ci credono molto. Sono più di 20.000 ragazzi che si iscrivono e l'80% di loro al termine del percorso di studi trova lavoro. Quindi per noi è un successo non solo dal punto di vista individuale e personale delle istituzioni, ma è un successo della collettività. Grazie Valeria, un grande applauso. Adesso ci possiamo alzare in piedi, così permettiamo di portare via le sedie. Io chiedo di raggiungerti anche al dottor Romano sul palco. No, rimanete qui sul palco, che adesso rimanete tutti qua sul palco. E io direi che possiamo dare inizio i ragazzi possono iniziare a alzarsi, c'è anche la musica credo, resta qui sul palco. Anche il dottor Gaetani se ci raggiunge sul palco e anche Paola, prego. Ci mettiamo un po' in qua, ci mettiamo più in me. Sì. Sono il Pippo Baudo dei poveri, mi dice Valeria. Siamo pronti? Via con la musica. Forza, un bel applauso, bravi ragazzi. Ecco, vi mettete rivolti verso la platea. Allora, i ragazzi hanno in mano un oggetto, un omaggio che abbiamo voluto fare loro e che viene spiegato in un video che facciamo partire adesso insieme ai loro nomi che stanno scorrendo nel video. Prego di far partire il video alla regia. Non so a memoria tutti i nomi. Dopo hai fatto l'elogio di Alberto, tu li leggi a memoria, Valeria. L'Iroko rappresenta l'azione e la competenza pratica. Con la sua resistenza e durevolezza simbolizza la solidità e la capacità di affrontare sfide concrete. La sua versatilità e robustezza ne fanno il legno della costruzione e della creazione duratura, indicativo del lavoro e della professionalità che si traducono in risultati e abilità tangibili. Il faggio, invece, è associato alla saggezza e alla conoscenza. Rappresenta il pensiero profondo
e la capacità di trasformare la conoscenza in professionalità. La sua storia come materiale per la scrittura lo rende simbolo di comunicazione e apprendimento, richiamando il valore del sapere che forma le basi dell'esperienza e della consapevolezza. L'assemblaggio dei due legni, in dimensioni e proporzioni asimmetriche, riflette l'unicità di ogni persona, suggerendo che ciascun individuo sviluppa una combinazione unica di conoscenze e competenze. Il tutto, così composto, assume una stabilità che rappresenta il bilanciamento ideale tra pensiero e azione, un equilibrio che dà vita a una persona sicura e completa. Evviva, un bel applauso. Allora ragazzi, potete togliere il coperchio, facciamo una bella foto con su in alto, abbiamo fatto le prove prima, su, fatevi vedere che facciamo una bella foto. Sì. Allora, questi oggetti sono stati realizzati da artigiani che ospitano i nostri ragazzi nella formazione professionale. Come avete capito, il legno, i due legni sono proprio simbolo della competenza, che è un insieme fra un'abilità e una conoscenza. L'abilità rappresentata dall'iroko, legno iroko, e la conoscenza rappresentata dal faggio. E queste due non sono scindibili, quindi è estremamente interessante secondo me chi ha pensato a sta cosa che non sono io. Troppo spesso in Italia si scinde il sapere manuale da quello intellettuale e questo provoca un po' di casino. Ecco, volevo solo sottolineare che oggi qui non celebriamo, ragazzi, fatevi vedere che siete bellissimi, le vostre performance, non celebriamo i vostri voti, noi celebriamo soprattutto una crescita umana di ciascuno e celebriamo la vostra capacità di accettare le sfide della vita. E con questo vi do veramente un in bocca al lupo e fate un bel applauso tutti quanti forte. Su in alto, su, tutti quanti. Chiamo sul palco anche il direttivo di Forma Veneto, dovrebbero esserci anche le slide, prego. Matteo Roncarà, Alberto Grilai, Federico Pendin, Mattia Zaldini, Walter Giacomini, Samuele Moretti, Alessandro Tevarotto. Partiamo da Alessandro. C'è una ragazza che è Laura Lazzarin. Dov'è Laura Lazzarin? Si faccia avanti. Vieni qua, che ha qualcosa da dirci. Prego Alessandro. Buongiorno, io sono Laura Lazzarin, ho 17 anni e ho frequentato la scuola ENAIP di Conselve, 3 anni, una scuola professionale, e ho conseguito la qualifica professionale con appunto il 100 e descrivo il mio percorso con la parola soddisfazione, perché questo percorso mi ha portato appunto tante soddisfazioni. Sono cresciuta appunto in questa scuola che è riuscita a valorizzare i miei punti di forza e appunto mi ha sempre messo a mio agio, mi ha fatto aumentare la mia crescita personale e insomma questo è tutto. Grazie a voi. Grazie Laura. Abbiamo anche Greta Vescovo del mondo salesiano, do la parola ad Alberto Grillai. Vediamo se arriva Greta. Eccola qua. A te Greta, che parola hai scelto e come racconti in 2 parole il tuo percorso? Ho scelto la parola casa perché questo percorso è stato importante soprattutto per lo sviluppo di noi ragazzi. Per noi la scuola è un luogo sicuro e sicuro e molto importante
È molto emozionante, un applauso a Greta. Grazie Greta. Si prepara Claudia Ambrosi e do la parola a Mattia Zaldini di Fedform. Grazie. Eccoci Claudia. Allora Claudia, che parola hai scelto? Descriverci la tua esperienza. Allora, come parola ho scelto professionalità perché nel nostro settore, che è quello appunto di artigiani, insomma il settore della conciatura, la professionalità è molto importante, è una competenza molto molto importante che andiamo ad imparare a scuola nei 3 anni formativi, ma anche una competenza che andiamo a sviluppare, imparare soprattutto e anche a mettere in pratica nel periodo di stage, quindi a contatto con i clienti e insomma le persone con cui lavoriamo. Grazie, brava. Abbiamo anche Riccardo Furlan di Engim Veneto. Non lo perdono, è il più alto di tutti. Ecco. Riccardo ha fatto un tirocinio all'interno di un ristorante a Cessalto, il Girasole a Cessalto, a Chiarano, scusami, e volevo chiederti una parola, prima ti presenti e poi una parola per definire questa tua esperienza. Buongiorno a tutti, sono Riccardo Furlan e attualmente frequento il 5º anno all'Istituto Engim di Oderzo, all'indirizzo agroalimentare. La parola che ho scelto per descrivere le mie esperienze di tirocinio presso il ristorante è familiarità. Familiarità perché secondo me è importante anche l'autonomia che l'azienda mi sta dando e ripetere quello che noi facciamo quotidianamente a scuola, nei laboratori, penso sia importante rifarlo anche a scuola, rifarlo anche in azienda. E quindi sono per ringraziare appunto la scuola dell'opportunità che mi ha dato e l'azienda in cui ora lavoro. Grazie. Grazie, bravissimo, un bel applauso. Adesso chiedo a tutti i direttori in sala di venire qui sul palco, che facciamo una foto finale, veloci però. Non fate come i ragazzi, non fate i timidini, forza. I direttori che stanno scorrendo sullo schermo. È una scommessa ardua, ma ce la faremo a stare tutti sul palco. Nel frattempo io ringrazio davvero tutte le persone che sono intervenute oggi, ringrazio in particolare Matteo Di Tadi che ci ha seguito nella regia e che ha avuto molta pazienza, ringrazio Sandra e Loredana, un bel applauso, sono la segreteria di Forma, senza di loro nulla di quanto è accaduto poteva succedere, Alberto Biasiotto e soprattutto Orazio Zenorini che invito sul palco, che è il nostro mentore, dicono che non ha fatto niente ma non è vero. L'impresa più ardua è rubare il microfono a Federico Pendin, perché l'ultimo ringraziamento che vogliamo fare è proprio a Federico Pendin che ha gestito tutta questa cosa, che è riuscita benissimo e quindi un applauso grande proprio a te Federico, grazie infinite, davvero. Una bella foto, su ancora con i regali, dai vediamo se riusciamo a sovrastare, su tutti quanti, su, non timidi, su tutti, via, clic, dai che andiamo sui social. Grazie a tutti e all'anno prossimo.